Ruggero Bellotto, oggi 14 novembre, siete qui per manifestare ma non per lo sciopero europeo, per motivi più vicini a noi. Sì, questa occasione è legata ai tagli sia agli stipendi e salario accessorio del personale che al numero di dipendenti del Super INPS, INPS e INPDAP accorpati, anche degli livelli. Il decreto che ha fatto Monti, il disegno di legge che ha fatto Monti prevede un taglio importante sia al numero di personale che al salario dei dipendenti. Stiamo protestando in tutta Italia, in tutte le prefetture d'Italia, perché abbiamo individuato lo stesso recupero di risparmi previsto da Monti, 300 milioni, tagliando quelle che sono le consulenze, quelle che sono parti di appalti e diseconomia all'interno dell'ente, senza dover tagliare invece il personale, il salario accessorio. Ricordando che tagliando il personale si riducono i servizi alle imprese e ai cittadini. Possiamo immaginare un'INA inefficiente? Invece il 14 novembre lo sciopero europeo viene celebrato in maniera diversa dai tre sindacati confederali. CGIL fa sciopero, CISL e UIL manifesta in maniera diversa. Sì, noi sosteniamo le ragioni dello sciopero proclamato dall'Italia. Per le pessime condizioni economiche abbiamo scelto di non fare lo sciopero, di fare altre iniziative a sostegno e di visibilità, quindi manifestazioni, assemblee in tutti i posti di lavoro, per spiegarne le ragioni e per sostenerle, senza andare allo sciopero e bloccare il Paese con un ulteriore danno economico alle imprese.